線もそのGloria, gloria, canta l'inghero.
natus est Emmanuel, Dominus, Concedex in Gabriel, Dominus, Salvator noster, Salvator noster. Chiaceti presebio, Dominus, Fuera admirabilis, Dominus, Dominus, Salvator noster, Salvator noster. Ecus testorta hodie, Dominus, ex Maria Virgine, Dominus, Dominus, Salvator noster, Salvator noster. Ragazzi, dove sono i ragazzi? I ragazzi giovani. Giovani, dove sono? Sagana? No, vai. No, non ci può fare. Devo venire, dai. Devo cambiare un po' della sto stando in nuovo. Regalo là. No. Pesavo Questo guarda, aspetta 2 euro, no? non male per no. Vivo. Pian due passi
si deve affrontare anche questa manifestazione con quel sorriso, quella gioia, quella voglia di stare insieme, che è una forza forse che ha dato un impulso tanti anni fa, quando questa manifestazione ha preso il suo avvio. Voi vedete che quest'anno hanno voluto vestire un po' di più con l'abito della festa questa manifestazione, è da anni che ne parlavamo. Volevamo far sì che da queste mura così sacre, così storiche, così ricche di passato e di forza, e di vigore e di sacralità, ci fosse anche per altri un'esperienza da condividere, anche per chi non è qui, per chi magari è di Bonarcado però vive lontano. Io sono stato da poco in Australia, ho incontrato lì delle persone di Bonarcado ed è stata un'esperienza meravigliosa. Anche loro potranno vedere questa manifestazione, così come altri che vivono lontani e altri che di Bonarcado non sono, ma che potranno attraversare con noi questo viaggio tra i pianti della Natività. Quindi accenderemo le telecamere tra un attimo, ma lo faremo subito dopo aver salutato coloro che da 11 edizioni instancabilmente ancora credono che questa sia una bella opportunità per chi ama il canto, per chi ama Bonarcado. Sono gli amici del coro Sukondaghe. Un applauso forte. Sono i vostri compaesani, sono risorse che di questa località ovviamente interpretano un sentimento attraverso il canto, come altre realtà. Bonarcado da questo punto di vista offre una grande intensità, lega il suo nome alle tradizioni e lega il suo nome proprio alla passione per lo stare insieme e per esprimersi attraverso questo sentimento comune. Loro adesso si posizionano, io annuncerò solo la loro presenza, per cui la presentazione vera e propria avverrà subito dopo questo primo canto, che sarà davvero l'apertura di questo incontro, che tra l'altro potrete vedere non questo sabato ma sabato prossimo, probabilmente se avremo dettagli più precisi ve lo comunicheremo. Intanto veramente ci siamo, Renato, possiamo accendere davvero le nostre telecamere, ma dopo aver acceso il più bello applauso.
Notte de Chelu, un brano popolare del Natale. Pietro Casu lo ha consegnato veramente alle tante voci che poi nel tempo lo hanno interpretato, lo hanno fatto loro. E ovviamente Cantante su Nascimento è il titolo della manifestazione che stasera ci ospita dalla chiesa intitolata Santa Maria. Ci troviamo a Bonarcado, questo è il saluto della comunità di Bonarcado, un bel applauso forte, centro accogliente ai piedi del Montiferru, ed è l'11ª edizione che condividiamo con amici che davvero nel 1999 con grande passione, con poesia, con forza e determinazione si sono incontrati per dare vita ad un progetto musicale nel segno della cultura, con la forza del canto, attingendo dai canti della tradizione e poi proponendone di inediti che stanno scrivendo pian piano le pagine della loro storia e della storia degli amici del coro Sucondaghe di Bonarcado. Un applauso forte. Sono diretti fin dal primo momento dal maestro Costantino Miraglia. Durante questa manifestazione aperta ad altre voci, ad altri incontri musicali, si canterà la vita e si canterà soprattutto la gioia di stare insieme. Danza in Sanotte è il brano che adesso propongono. Costantino Mirai ha composto il testo e la musica, ed è questo un altro saluto degli amici del coro Sucondaghe. Complimenti agli amici di Bonarcado. Io vorrei vicino a me Franco Enna, il presidente. Ecco qua le vostre confezioni, ve le sto già distruggendo, abbiate pazienza, molto delicato tutto. Qua facciamo così, siccome siamo a un altro punto del nostro incontro, con un bel applauso il presidente. Insieme per cantare a Bonarcado Franco Enna è il presidente del sodalizio Sucondaghe, di questa comunità davvero ricca di storia, ne parleremo
più tardi abbiamo visto le immagini in apertura, la bellezza e il fascino delle sue chiese, attorno alle quali veramente tanto passato da queste parti ha condito richiami di storia, manifestazioni importanti. Il tempo da qui è passato, da aver lasciato un'eredità importante. Voi avete raccolto una parte proprio con la voglia di cantare in questa manifestazione, per esempio il sentimento religioso, il saluto del Presidente. Grazie Giuliano. Mi unisco anche io ai saluti di Giuliano e non vi nascondo la mia emozione, insomma, di essere qui davanti a questo pubblico affezionato così, che ormai ci segue veramente da tanti anni ed è sempre più numeroso. Non vi nascondo neanche però la gioia di essere qui, la gioia di guidare questo coro che insomma con grande lavoro, con grande sacrificio in tutti questi anni ha costruito questa manifestazione che via via sta avendo sempre più importanza nell'ambito della provincia. E chiaramente sono contento perché chiudiamo con questa manifestazione un anno particolarmente intenso e diciamo dal punto di vista qualitativo eccezionale per il coro, in quanto il coro quest'anno scorso è stato diciamo in primavera in Svizzera a salutare i nostri amici sardi, è stato in autunno in Toscana, in cui abbiamo avuto delle grandi emozioni nel girare l'Umbria e la Toscana, e poi diciamo che a fine anno ha realizzato veramente 3 grandi obiettivi che cullavano da tanto tempo e che avevamo in animo di fare, e si sono verificate le condizioni per realizzarli. Per primo vi dico subito che il secondo lavoro discografico che abbiamo faticosamente in questi anni realizzato è stato partorito, passatemi il termine, e avrà diciamo la sua luce prossimamente sarà sul mercato, e questo è uno dei, e il titolo è Notte dell'Umore, che segue al primo che era Notte Serena. Il secondo obiettivo era realizzare questa manifestazione che abbiamo appena ultimato avanti ieri, questa realizzazione del presepe vivente qui nel piazzale di Santa Maria, e devo dire che a freddo possiamo dire sinceramente che ha avuto un risultato più di quanto noi ci aspettassimo, quindi ringrazio tutta il terzo grande obiettivo che avevamo in animo era questo di portare la televisione in questa chiesa, in maniera tale da poter portare la nostra santità, la nostra monarcicità anche insomma oltre queste mura, insomma anche quello che consentirà il satellite, penso arriveremo ovunque, quindi penso che questo sia per noi un grande risultato e un grande obiettivo che abbiamo realizzato. Questo certamente non è solo farina del nostro sacco, perché per poter realizzare queste cose siamo avvalsi di grandi aiuti, e quest'anno più che mai penso che sia doveroso ringraziare ampiamente molte persone. Io adesso per cominciare lo vedo qua, è l'assessore Serafino Curias della provincia, che lui in questi anni è stato molto sensibile sia a livello sociale ma soprattutto anche alle nostre esigenze, ed è stato lui stesso coinvolto in questa impresa, ed è stato veramente ha avuto una buona parte di merito nel riuscire a strappare qualche contributo un po' in più dal punto di vista economico per il popolo. Un altro grazie. Peraltro la provincia di Viscano è stata veramente in questo scorcio di fine anno, come ogni anno ormai sensibile al clima natalizio, creando questi ambienti in tutta la provincia con questi concerti natalizi che si sono diffusi in tutti i paesi. Un grazie grosso anche devo dire al comune di Bonarcaro, in persona del sindaco, non lo vedo, in persona del sindaco, che anche lui si è fatto carico di queste nostre esigenze e ci ha concesso, allargando il cordone della borsa, un buon contributo per poter realizzare questa attività. Un grazie soprattutto all'assessore Antonella San, perché è stata lei una delle principali protagoniste, in quanto si è fatta trascinare quando le ho proposto questa manifestazione dell'altro giorno, e anche questa, ed è rimasta entusiasta ed è una delle principali nostre sostenitrici. Un grazie veramente alla Proloco
che insomma con i suoi pochi fondi è riuscito a darci quello che ha potuto, ed è per loro è veramente un grande sforzo. Un grazie al GAL, un grazie a tutti quanti che hanno collaborato alla riuscita di questa manifestazione. Un grazie anche, vedo l'assessore, l'onorevole Oscar Pirchi che è arrivato, lo ringrazio perché anche la giunta regionale ci ha dato una mano in questa operazione, e quindi ringrazio tutti quanti quelli che ci hanno aiutato. Però un ringraziamento più grosso e più caloroso, veramente devo fare una persona che è di una sensibilità, di una disponibilità, veramente un uomo che si è messo anche lui a aiutare, a lavorare. Don Isidoro, il padrone del campo. Cosa ha fatto? Lui con le sue mani, per poter realizzare la grotta del Bambino Gesù l'altro giorno, ha costruito un orgio, un intreccio di canne pestate, un lavoro delicato, finissimo e lungo, ed è stato veramente un grande regalo che ci ha fatto Don Isidoro. Ma anche perché questa manifestazione ha il suo successo, non tanto perché noi siamo bravi o perché portiamo ospiti grossi, è bella, è grande ed è grandiosa perché la facciamo in questa chiesa. Noi avere il privilegio, il pregio di cantare ogni anno in questa chiesa è per noi una grande soddisfazione, veramente, e lo ringraziamo a lei e alla Curia che chiaramente anche ci consente ogni anno, Monsignor Sanna che veramente è sensibile anche lui a queste attività. Bene, io non vi vorrei ringraziare adesso, salutare tutti i nostri ospiti, il Coro della Toscana, con il quale è ancora fresca il ricordo di queste emozioni che abbiamo avuto insieme a loro nel girare le città di Assisi e Firenze, le città Montepulciano, e voglio salutare il Coro Copelli di Nuoro, voglio salutare poi tutti gli artisti che sono i personaggi che ci hanno onorato della loro presenza qui nel parterre, che è veramente molto bello. E in chiusura vorrei fare una piccola dedica, perché se vi ricordo una famiglia e nella nostra famiglia in quest'ultimo anno un corista sta combattendo con una grave malattia e però sembra sia per superarla, e l'augurio che gli facciamo veramente è che torni presto all'Iraq per cantare. Ciao Giovanni. A Trosano Menzus. Un canto, una forza, il Natale su questo brano ha costruito parte del suo intreccio di note e delle sue intensità. Ad Este Fidelis, il coro su Condaghe di Bonarcado. Veni,
Ancora un canto del Natale, della nostra tradizione, su Nimieddu, e ovviamente i brani proposti, anche quando attingono dal popolare, hanno poi la firma, la rielaborazione artistica di Costantino Mirai, che dirige il coro secondario. A Franco Pia, vedo in primo piano
in questo momento. Allora, mentre loro stanno in mia compagnia, ho il piacere di invitare un amico che viene a porgere un saluto. È tra i ringraziamenti di questa manifestazione, devo dire, distinto, perché sicuramente ha interpretato la necessità degli amici di Bonarcado di amplificare anche il discorso, di accenderlo oltre gli schermi, portando quindi questa chiesa e questo canto altrove. Mi piacerebbe avere l'assessore alla cultura dell'amministrazione provinciale di Oristano, Serafino Corrias, qua col vostro applauso per raccogliere il saluto, ma soprattutto per porgerlo. Ben trovato, stare a fianco a chi produce cultura, a chi produce tradizione. Grazie, buonasera a tutti. Intanto io sono lieto davvero di essere qua stasera, anche perché, come ha ben detto Giuliano, abbiamo modo di dare l'evento di oggi nelle case di tutti quelli che ci guardano, oltre che appunto dalla nostra bellissima provincia, dalla nostra isola, anche da tutto il mondo, credo. Per cui noi siamo lieti veramente di avere come ente provinciale, la giunta provinciale, siamo qua oggi presenti anche con il nostro collega Renzo Coghe, che appunto ringrazio per la presenza, e ringrazio così come tutta la giunta provinciale per averci appunto consentito di dare quel tocco in più all'evento di oggi, che in qualche modo rappresenta la nicchia di tutte le tantissime iniziative che si sono svolte nella nostra bellissima provincia durante questo nostro Natale. Allora ecco perché vorrei dire grazie a tutte le persone che sono qui presenti, che da 11 anni seguono questo bellissimo evento. Grazie agli amici del coro che così con tantissima passione, ormai appunto da tanti anni, ci consentono di trasmettere le loro bellissime canzoni e di darle a tutto il mondo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie all'assessore Corrias. Notte Rugone sarà il titolo di questa produzione discografica che segna il secondo passaggio in raccolta degli amici di Bonarcado, che spesso hanno trovato accoglienza anche tra le pagine di Sono Secondos, una bella rivista che presta attenzione a ciò che si crea in Sardegna, che è stata promotrice di recente di un'iniziativa molto importante. Parliamo oggi dei bambini che vivono la vita, che vanno incontro alla vita. Ce ne sono altri che questa corsa la fanno con più difficoltà, perché sono quei bambini che magari sono nell'ospedale Caslini di Genova, che hanno veramente dei problemi di salute. Un'iniziativa che anche la provincia ha affiancato, vede riuniti tutti i cantanti, da Piero Marra, Secorda Secana, Elena Leda, tutti quanti, con una canzone e un video che adesso vediamo. Gracias a Deus. Guardate la bellezza di questo canto e la forza della solidarietà che dentro questa manifestazione regna e fiorisce. Applauso e grazie. E grazie agli amici di Bonarcado, che ritroveremo nella chiusura di questa manifestazione, ma che congediamo davvero con un saluto affettuoso. All'inizio devono regalarcelo loro, con le loro voci e con la loro presenza. Grazie ovviamente anche al maestro Costantino Mirai. Noi adesso prepariamo già questo spazio per amplificare un suono. Davvero ci sono delle parentele che si sono instaurate nel corso degli anni dentro questa manifestazione, e lui è uno di questi parenti acquisiti. Intanto lo invito sul palco Gioacchino Rappone, un applauso forte, con questo strumento particolare che canta il Natale e non solo, che lui porta dietro dalla sua terra, e quindi un viaggio che parte diversi decenni fa, ma che ha fatto proprio in quest'isola, perché poi è l'isola che lo ha adottato, che ha fatto in modo che questo suono diventasse un po' anche nostro, perché lui poi lo ha, come posso dire, recuperato, messo insieme, dipinto insieme alle launellas e altri strumenti della tradizione. Allora, per scritto abbiamo bisogno di un secondo per accordare, o siamo a posto? Siamo a posto, col bell'applauso riaccendiamo le telecamere. Eccoci qui, cantante
Rinascimento è anche un suono che ogni tanto crea quell'intervallo, quell'attesa, quel momento di riflessione musicale che gli amici che sono dati appuntamento dentro queste 11 edizioni portano con sentimento. C'è un amico che viaggia da lontano, dalla Campania, è arrivato in Sardegna molti anni fa e c'è rimasto per continuare a far fiorire i suoni della sua tradizione, quella che ha avvertito dentro ma che poi è riuscito a far coesistere anche con le launeddas e con i suoni della nostra tradizione. Da campano a sardo, questo viaggio stasera è interpretato con questa zambogna lucana e questo canto ovviamente che parla della natività attraverso un suono. Gioacchino Raffone. Grazie a Gioacchino Raffone, una ninna nanna, dormi e riposa. Però cantante del Rinascimento ha anche la forza poi di un incontro, di un'ospitalità, di braccia aperte al confronto di altre realtà che dopo un viaggio approdano in questo centro del Montiferru per cantare
stare insieme. In questo caso un centro della Toscana, Sinalunga, adagiato tra colline generose a 47 km da Siena, ha dato in Italia una formazione che nel 2002 si è data un appuntamento, e sto parlando dell'ensemble Flos Vocalis appunto di Sinalunga Siena. Con un bel applauso accogliamo i componenti di questa formazione diretta da Gianni Bagnoli. Un incontro importante con una cultura molto ricercata, diverse lingue, il sentimento che davvero attraverso le loro voci passa sicuro. E stasera hanno scelto un repertorio che attinge davvero tra tante tipologie di canto che loro interpretano. L'apertura è affidata ad un canto rinascimentale del Cinquecento di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Sicut Cervus. Applauso all'ensemble Flos Vocalis di Sinalunga Siena. Le voci della Toscana interpretano a questo punto un brano di Tomás Luis da Victoria, un compositore spagnolo appartenente alla scuola romana del Cinquecento, che ha per titolo O Magnum Mysterium. Gli amici, con un applauso li accogliamo. Oh
trasmette emozioni, parte da un luogo che produce emozioni e arriva ovviamente al destinatario sicuro, cioè al cuore. Io vorrei il maestro Gianni Vagnoli vicino a me un secondo, e lo salutiamo ovviamente perché lui ha il piacere di dirigere questa compagine. Arriva da Stina Lunga, come abbiamo detto nella presentazione iniziale, tanti canti. Oggi il contesto è quello dell'attività, quindi la sacralità, ma non solo. Adesso voi ci presentate altri due brani subito, io li annuncerei insieme. Il primo è Nell'apparire. Sì, Nell'apparire è sempre un brano del 1500 scritto per voci pari maschili da Soto, Ancina, due frati che vivevano sempre nella tradizione romana come i canti che avete sentito precedentemente. E il brano successivo invece Ubi Caritas di Maurice Duruflé, grande compositore che ha dedicato molto della sua vita alla rielaborazione di brani per la liturgia colta. Allora, ascoltiamo questi due canti, uno di seguito all'altro, dopo aver salutato ancora una volta gli amici di Sinalunga, provincia di Siena.
Jubilate Deo, quindi un'ode al Cristo nato, un altro canto della liturgia cattolica, e lo ascoltiamo. Los Vocalis di Sinalunga, Siena, grazie a Gianni Bagnoli che li ha diretti, grazie a questi amici che dalla Toscana hanno portato il sentimento del loro canto dentro le mura della chiesa di Santa Maria di Bonarcado. Ancora un applauso. Allora noi adesso creiamo questo flusso naturale verso l'uscita per consentire ovviamente ai prossimi ospiti di posizionarsi, però chiederei ai nostri operatori di fare adesso un momento, così noi possiamo creare il momento necessario. Se gentilmente mi riprendete un po' di primi piani dei presenti, per così nell'inserto del girato finale abbiamo modo di vedere anche le loro attenzioni, i loro sguardi, perché mi fa piacere poi riportare anche queste testimonianze dentro quella che sarà poi la trasmissione di questa iniziativa, anche perché insomma è bello partecipare. Intanto Peppino si posiziona già, poi ti presento, così come anche la mia amica che fra un po' saluterò, viene qua vicina al centro, perché è il modo migliore pian piano di entrare in punta di piedi. Vedi, c'è questa cattura di immagini che è necessaria quando si fa la registrazione, perché poi nel montaggio diventa tutto perfetto, non ci sono tempi morti, non ci sono ingressi e uscite, tutto funziona a meraviglia. Anzi, se Marco Di Stefano è d'accordo, a questo punto fermi col piano, chiederei assolutamente e gentilmente 2 applausi un po' forti e un po' prolungati, in modo da creare poi gli intarsi giusti dentro il montaggio. Siamo pronti con l'inquadratura. Marco, possiamo andare, il primo è questo.
semino e chi è sfaticata stai attorno e fuori da sul sole d'ogni raggio Bom 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 una babrisca bene samunau per quello che lo so trigo pare toro ordine che fa seggio sì che è coro sommo in alto in domo dalla sau Bom 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 tutti incominciano a come sai questa frutta del cola e semeno in chi è sfaticata te a tonto figurata su sole d'ogni raio bom bom una famiglia bene sanguina per non sono pare d'oro ordine chi parte giusti che coro su molina qui non dalla sao bom 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 Grazie. bom Fai un sorriso a Paolo. Valenti con il odore candotto la zimbore mattina che se rigo tu mattina che se rigo tu bella palasicuru si ti calmas tu e puro mortumur bene baio toccarsi che le stoccare ma però non come scudru ma però non come scudru si mi chiede la marito caso calza del vestito e so bene governato una Zappa di sagamba, mi chiedo lui, mi sono in samba, si mi sono in samba,
campagna, in l'estera si cagna, adesso povero beone, adesso Vermentini muri spenti, rosa de canona, una mora fille spalla, una duca muscadello Panzo gusto un piaghetto, grada la bufana, si sera con capare, Deo subias che siamo zeri, Deo subias che siamo zeri, Deo subias che siamo zeri. Pinzita da mia conosco, sta in artigiano stera, ma che sempre sa manera, mi da regar chi cosa de me. Ti visito dove vivi, stesso amore di pretendo, in suore chi ti spetta, tu su da mia canto. Questo fuoco sempre ardente dove potessi stare e non mi do realizzare con subino solamente, con subino solamente. Questo capitolazione, una notte campagna, in stessa di cagna, adesso povero beone. Vermentino e Modistello, usa la cannonata, ancora finestrao, Finardo che Muscadello, Finardo che Muscadello. Faccio gusto un piaghetto, guarda da fare, misera con campane, Deo esame, Deo sodia questa Pinzita da mia donna, stai in attesa ma che sempre sa manera, mi da regalti cosa de ti visito tutti i miei, suo amore di rispetto, in suore che rispetto, tu su da amica, gusto vado sempre bene, e potessi imparare, e mi dovrei imparare, un sobino solamente, un sobino solamente. Il coro Sugondaghe di Bonarcado consegna anche degli attestati d'affetto, dei ricordi di questa manifestazione. Lo fa attraverso la complicità di amici ospiti che hanno ovviamente accompagnato il percorso di questo evento, ma lo fa attraverso di loro assegnando appunto questo gesto a chi è stato in nostra compagnia. Quest'anno l'idea è stata quella di creare, come vedete, una brocca, come lo chiamate voi? Un boccale? Un boccale che riporta ovviamente l'effigie di Cantante su Nascimento, un ricordo che adornerà le sedi dei cori ospiti e dei musicisti, degli artisti che si sono esibiti. Allora noi vogliamo iniziare anche per dovere di ospitalità chiamando qui a raccolta l'assessore alla provincia Serafino Corrias con un bel applauso, perché è un modo per ringraziare ancora della scelta, perché poi chi fa politica sceglie anche che tipo di programma portare avanti, e sostenere un'iniziativa culturale come questa e di cori sicuramente fa molto bene. A lei il piacere di premiare il coro che arriva da Sinalunga, quindi dalla Toscana, non posso dirlo ad alta voce, e sono gli amici, adesso non so se verrà il direttore o il presidente del coro di Sinalunga della provincia di Siena, e facciamo un bel applauso agli amici della Toscana che ci hanno lietato. E questo è un passaggio di consegne e l'assessore vuole dire qualcosa. Volevo dire intanto grazie per l'invito, grazie al coro Sugondaghe per aver anche quest'anno
organizzato in modo splendido l'evento e volevo dire che ho molto piacere di consegnare questo piccolo dono al nostro carissimo signor Tatti, che è di Oristano, che manca dalla Sardegna ormai da 50 anni, ma che non ha mai rotto questo, diciamo, chiamiamolo legame, che lo porta a essere qua con tutti noi oggi. Per cui grazie a voi, signor Tatti, per la vostra presenza. Grazie dell'attenzione anche a quelli che non sono stati, perché ci sono stati degli altri ieri sera nella rassegna che abbiamo fatto ad Oristano, ma ora qui ce ne sono tanti altri, ci sono tanti altri. Come? Non solleva più di così. Va bene, parlo più forte io, va bene. Volevo dirvi questo, che si può stare anche 50 anni fuori dalla Sardegna, ma il cuore è sempre qui. Il mio cuore è in via Carmine 22 ad Oristano, perché sono cresciuto lì fin da bambino e credetemi, lì i miei genitori mi hanno lasciato lì, quindi credo che a un certo punto, indipendentemente dal fatto che io viva in Toscana perché ho la moglie toscana, i figli toscani, però il mio cuore è sardo e ancora rimane sardo, anche nella pronuncia, perché tutti quanti mi dicono che ancora uso le doppie quando non le devo usare e così di seguito, no? Quindi veramente io vi sono vicino col cuore, vi abbraccio e credetemi, essere potuto ritornare in Sardegna con il mio coro di Sinalunga, perché sono il presidente io del coro di Sinalunga, io credo che sia stata una cosa eccezionale. Ma volevo dirvi una cosa sola: il coro di Bonarcado lassù, quando è venuto da noi a ottobre, è stato 3 giorni da noi, ha fatto 3 rassegne differenti, una in Umbria e 2 con noi, lì diciamo in Toscana, ha lasciato un pezzo di cuore, perché tra le cose che gli abbiamo portato c'è un bottiglione di vino creato da questa famiglia, che li ha ascoltati cantare e ha detto sono meravigliosi, dice volete, ci fate un piacere, vi portate del vino e dell'olio, perché questo è il regalo che gli vogliamo fare per dire che li abbiamo ancora nel cuore. Quindi questa è una cosa importante, questo credo che sia una cosa fantastica, veramente. Noi in Toscana, io come segretario dei cori toscani sono anche, ho ospitato diversi cori sardi, ce n'è anche qualcuno in Toscana di coro sardo, tutti i giovani toscani, a Pisa per esempio c'è un coro sardo, io li conosco molto bene, però credetemi, non sono da meno di quegli altri che sono venuti, perché noi abbiamo avuto i Canarios, abbiamo avuto anche altri cori lassù che passano anche per la Maggiore, però credetemi, la Toscana non ha il cuore della Sardegna, non ha l'ospitalità della Sardegna, però quando trova dei cori che sono in questa maniera li apprezza, li abbraccia e li stringe, e li vorrebbe, vi dico solo questo, hanno cantato in un santuario, il capo del santuario, un frate, ha detto quando me li riporta. Grazie. Una bella testimonianza, molte grazie a lei e a tutti gli amici che hanno cantato questa sera per noi, e noi abbiamo ovviamente un pensiero per l'assessore Corrias, che devo raccontare a voce alta, è un amico di questa manifestazione da anni, e se quest'anno, anzi vi dico già che questo sabato, prima erroneamente ho detto forse il prossimo, però giustamente stando un po' vicino al Natale, all'inizio d'anno, lo trasmetteremo questo sabato, questo evento, quindi anche gli amici, voi se siete tornati in Toscana potete guardare attraverso Sky e altri canali. E lui una sera ci siamo visti e ha detto quella manifestazione è talmente bella che dobbiamo aiutare a farla conoscere anche a chi non ha avuto occasione di viverla. Ecco perché siamo particolarmente grati a lui, perché a volte siamo noi che andiamo a chiedere, a bussare, è stato generoso l'atto di venire lui a dire no, è bella, bisogna fare in modo che anche altri la condividano. Quindi questo segnale che voi offrite a lui credo che sia un piccolo grazie per una bella opportunità che la provincia ha dato alla manifestazione di Bonarcado. Molte grazie, molte grazie. Allora, abbiamo adesso l'onorevole Oscar Cherchi,
che viene anche lui a fare ovviamente questi onori di casa per consegnare a un'altra formazione che stasera ha avuto applausi a scena aperta, come da sempre, come dal 73, e sono gli amici del coro Ortobene di Nuoro. Non so se verrà il presidente insieme al direttore, intanto li chiamiamo e ringraziamo l'onorevole Cherchi, che sicuramente ha il piacere di consegnare questo ricordo di una manifestazione. Alessandro Catte c'è, spero anche Pietro, non so chi ci può raggiungere. Onorevole Cherchi, se vuole dire qualche cosa. Sì, grazie naturalmente di avermi invitato anche quest'anno. Sono presente anche con un po' di emozione, devo essere sincero, e mi ha colpito soprattutto una frase di Costantino Mirai che mi permetto di ripetere, quella che secondo me è arrivata proprio dal profondo del cuore, quel momento in cui ringraziava se stesso ma soprattutto tutto il suo coro per tutti questi anni trascorsi insieme a lui. Quindi credo che questi sono momenti importanti, fondamentali nella vita di ciascuno di noi, e credo che lo stesso sia successo all'interno del coro di Nuoro, lo stesso succede e succederà ancora una volta in quello di Siena. Quindi grazie anche a voi perché ci permettete ogni volta di assaggiare momenti importanti di una cultura che stava andando via mentre invece si sta nuovamente rilanciando. Grazie ancora. Che è in nostra compagnia, perché anche Alessandro Catte porta il saluto a nome del coro, lo hai fatto anche in chiesa, qui sei anche più libero perché tu davvero sei un amico di questa manifestazione, perché la vivi da anni e speriamo di averti presto anche come interprete, non solo come direttore, ma stasera so che fai gli onori anche per i tuoi compagni. Ma niente, io ho difficoltà ad aggiungere delle cose perché mi sento veramente di casa, per cui ho vissuto moltissime edizioni di questa manifestazione che ogni anno è sempre bella, propone sempre cose diverse, sempre dei continui scambi tra dei cori che abbiamo visto qua, sempre tutti molto bravi, per cui come si suol dire a Trajanor Menzo va bene così. Grazie ad Alessandro, ovviamente anche per lei la consegna di questo ricordo, tra i tanti sicuramente è un motivo d'orgoglio. Grazie. Abbiamo applaudito in chiesa una bellissima voce, lei è di Oschiri, abbiamo parlato poco di lei perché siamo abituati ad ascoltarla, ad apprezzarla per le cose che fa, per come le canta, per l'intensità che dà alle sue interpretazioni. Quindi un applauso a Lucia Budroni, che insomma non so se è già stata a Bonarcado con i suoi canti, però se questa era una prima volta è stata baciata dall'affetto di una comunità, ti hanno applaudita, ti hanno apprezzata moltissimo, e quindi anche per te questo ricordo da parte di Bonarcado, del presidente, e vogliamo anche da te un piccolo pensiero. Lucia. Io ringrazio tutti, vi ringrazio loro per avermi invitato, ringrazio te Giuliano. Per me è stata una bellissima esperienza e spero di ritornare presto qua, ci spero veramente tanto. Penso che dopo questa serata ti offriranno 9 occasioni, 9 opportunità, quindi grazie a Lucia. Allora andiamo avanti, un altro interprete musicale, Gioacchino Raffone, ma con lui chiamo anche Renzo Coghe, l'assessore alla provincia, penso alle attività produttive, spero di non sbagliare, è andato via, si è allontanato un attimo. Intanto Gioacchino ci raggiunge, un applauso anche per questo ex campano e oramai sardo adottato che vive tra di noi, davvero con una bella personalità, perché ha un carattere buono, una storia che verrai a raccontare. L'altro giorno ti ho visto al TG3 e mi ha colpito molto, penso che ti ha visto tutto il mondo, ed è una storia che racconteremo anche noi, anche tu, come per Alessandro lo stesso discorso, sei un amico di questa manifestazione. Ecco, un applauso anche all'assessore Coghe che sta vicino a noi. Intanto facciamo fare un saluto a Gioacchino. Grazie a tutti quanti voi, ormai è sempre preciso il Presidente quando arriva il mese di ottobre-novembre che si preoccupa di chiamarmi qui,
quindi sto diventando vecchio anche io a Bonarcado, e se va avanti così vuol dire che devo chiedere anche la pensione prima o poi. Ma a parte questo voglio ringraziare tutti quanti loro perché mi fanno sentire come a casa mia, sono molto cordiale, quindi ho vissuto l'altro giorno, eravamo stesso qui a Bonarcado a suonare per il presepe vivente, e nonostante sia stata la prima esperienza per loro posso dire che è stata bellissima, e sono sicuro che se continuano avrà un successo veramente grande. Bello, veramente da vedere, veramente grande. Molto operosi, ingegnosi, e poi soprattutto una comunità, tra l'altro hanno un parroco stupendo, e quindi io lo devo dire apertamente, ecco Don Isidoro, una comunità dove tutti partecipano in una maniera così. Partecipano tutti, io ho visto tutti darsi una mano l'un l'altro, e questo veramente fa onore a Bonarcado. Grazie a voi tutti. Grazie. Molte grazie Assessore, so che anche lei ci terrà a portare il suo saluto e la sua testimonianza di questa bella serata di festa, di canti e di musica. Sì, grazie a tutti, grazie dell'invito sempre da parte dell'organizzazione di Bonarcado. È una manifestazione molto importante, nel senso che importiamo cultura all'esterno della Sardegna, quindi ben vengano i gemellaggi che si fanno anche con la Toscana, ma anche fuori terreno. Io non ho la delega di Serafino, lui ha la delega come assessore allo spettacolo, mentre io ho la delega all'agricoltura e alle attività produttive, quindi rimarco che in pratica anch'io come assessore all'agricoltura esportiamo una cultura gastronomica anche all'estero, anche le ultime vicissitudini, scusate, che sono state in America, ha fatto un buon risultato in quanto abbiamo promosso i nostri prodotti sardi, e anche questa è cultura tradizionale dei nostri prodotti. Assolutamente cultura, quella che produciamo anche con la nostra economia, col nostro lavoro, con la nostra operosità. Grazie all'assessore Coghe, un applauso, gentilissimo. Ancora una volta i suoi suoni hanno sedotto tutti, perché davvero riesce a creare questo silenzio dell'ascolto, e poi clamorosamente l'applauso accompagna sempre il finale delle sue esibizioni. Roberto Tangiano, musicista, ormai anche conduttore, perché viaggia con la sua trasmissione. Non so se Bonarcado è già stata una meta di questo viaggio di Pro Sardegna, ma sicuramente, come avevo detto durante la presentazione, le Launedas, i tuoi suoni ormai sono parte un po' di quella chiesa, del contesto del coro, una colonna che viaggia dentro queste 11 edizioni, quindi penso che stasera più che mai al Presidente e ai suoi compagni tu possa dire qualcosa. Ma sicuramente solo un grazie per una bellissima manifestazione che si è svolta anche quest'anno. Quella del coro di Bonarcado è una bella realtà, e quindi a loro io farei questo applauso perché portano avanti davvero alto il nome di Bonarcado. Grazie Roberto. Allora, abbiamo questa persona a cui vogliamo tutti bene. Stasera tra l'altro in 5 secondi mi ha subito rapito dentro la storia di Bonarcado. Mi ha detto: nel 1147 è stato siglato un trattato di pace, e lì sono confluiti tutti, veramente da ogni dove di Sardegna, perché questo era un luogo veramente rinomato, e la nostra chiesa non è stata solo vita di storia, ma anche importante per la chiesa, per il sociale, per tutto quello che in termini di avvenimenti veramente qui è passato. E io inviterei Don Isidoro Meloni, che veramente, oltre che un uomo di chiesa, come avevo detto prima, un uomo di cultura, ha prodotto questo, lui lo chiama Guida, in realtà è un libro ricco di particolari che invita a saperne di più, a scoprirne, e io pubblicamente la invito, perché lo dicevo agli amici del coro prima, voglio fare una trasmissione su questa chiesa, sulla storia di Bonarcado, e lei è la guida sicura di questo incontro. Ovviamente il grazie da parte di tutti noi, ma anche un suo saluto. Certo. Siccome quando parlo in chiesa non si capisce bene. Siccome quando parlo in chiesa mi dicono che non si ascolta, perché
non mi sento, allora grido. No, io sono molto contento per una cosa. Riflettevo quando ho visto Senalunga, allora ho detto, ma questa Siena qui, sapete che siamo fratelli, in quanto Bonarcado è proprio sorta quella chiesa grazie ai camaldolesi di San Zenone di Pisa, che sono stati qui per 3 secoli, e quindi siamo anche noi sotto questo aspetto, almeno toscanini, no, toscani, quindi mi pare che abbiamo fatto anche un gemellaggio, no? Per questo, e questo è importante. Allora grazie anche per la vostra presenza e soprattutto anche per questi vicini, quelli dell'Ortobene, questi di Bonarcado, che ci li ho sempre in mezzo ai piedi, loro hanno sempre in mezzo a me, ma io loro in mezzo a me, proprio una cosa. E poi ecco, un grazie alla cantante, a Lucia, mi dispiace non averla sentita altre volte perché ha una voce stupenda e quindi posso dire, anche se è donna, mi ha affascinato. Grazie. Per non parlare poi di chi ha sfondato nel campo dell'atelier, no, si chiama della moda, vediamo questa cosa, della moda, quindi grazie anche per la sua presenza e soprattutto per il nome che porta al di fuori della nostra Sardegna. Grazie di tutto e grazie a voi. Non vi ho augurato un buon 2010, ve lo auguro adesso, che possa essere sereno. Io dico sempre questo, quando dici bello, no, io dico sereno, perché con la serenità si possono affrontare anche i momenti un po' a ruote sgonfie e un altro momento in cui le ruote sono gonfie e camminiamo. Quindi grazie a tutti. Grazie, lei stia qua con noi. Come ha visto, per lei non ho chiamato nessuno per consegnarle il premio, perché questa era una cosa della prima parte della sua presenza, però lei ha chiamato in causa Paolo Modolo, è vero, un grande nome della nostra moda, abbiamo scritto e detto che è riuscito a trasferire il velluto nell'arte, quindi creando ovviamente questo viaggio che ci ha portato poi davvero anche agli albori degli applausi nazionali, quindi con Cossiga, Sgarbi, tantissimi uomini di cultura della politica, dello spettacolo hanno voluto qualcosa di suo, quindi un applauso a Paolo Modolo. Paolo, l'abbiamo già detto, amico di questa manifestazione, ma stasera vuoi ancora una volta sancire fra te e Bonarcado un segnale. Beh, come ha consentito in questa grande queste manifestazioni, dare un riconoscimento a un personaggio. Io in ogni mia manifestazione vedo nel pubblico, il gruppo, il personaggio che si merita questo riconoscimento, che è Sabirritta. Siccome nel mese di novembre mi trovavo a Tucchio, ho trovato un grande personaggio sardo a Tucchio, questo Monsignor Pitao, un grande personaggio, un grande studioso. E qui in mezzo alla gente di Bonarcado cercavo il personaggio a Bonarcado, ho trovato, ho visto nel paio d'ore che c'ero un artista. So che è un artista, un personaggio che lavora per il sociale, per i poveri, per i malati, per tutti. So che ha una mamma che ne ricamava i zipponi, il coso del costume, che non può essere se non è Monsignor Melone. E vorrei dare questo premio a Monsignor Melone. E come consuetudine, come diceva Paolo, c'è questa consegna che sta proprio nell'indossare questo copricapo che appartiene alla nostra storia e che insomma segnala un passaggio importante. Stasera incoronato è Monsignor Isidoro Meloni. Grazie ad entrambi, a
Paolo, forse c'è un segnale anche per te, perdonami, vedi, io stasera sono un po' distratto, il segnale ovviamente è da riempire e poi brindare insieme. Grazie ad entrambi. Allora c'è un musicista che ha detto, ma a me, ma certo, anche a te, è uno bravo, lo abbiamo detto durante la presentazione, ha talento, compone, mette insieme diversi strumenti, dalla fisarmonica all'organetto, le tastiere. Un applauso a Peppino Bande. Anche per te è il battesimo, stasera a Bonarcado parlo di questa manifestazione perché ovviamente con i tuoi soli ci sei già stato in questa località, il segnale di questa tua presenza dal Presidente, ma anche una tua battuta, un tuo saluto. Sì, anche per me è la prima volta che partecipo a questa bellissima manifestazione, quindi ringrazio l'Associazione Culturale Zuccondaghe e come diciamo anche noi a Trasano un saluto. Grazie. Tanti auguri e tanta buona musica per Peppino Bande. Chi ha diretto ancora una volta tutta la compagine, come abbiamo detto, lui e solo lui, è vero, ci ha commosso in quel passaggio perché ha detto loro sono cresciuti con me dentro il canto, ma io sono cresciuto con loro più di loro, perché davvero è stato un bel viaggio questo decennio. E quindi un applauso a Costantino Mirai, il direttore del coro Zuccondaghe di Bonarcado. Spero sia a portata di ascolto, forse si era allontanato un secondo, se non c'è ci raggiungerà, lo recuperiamo tra un po', però non disperiamo perché abbiamo ancora una consegna. Avete visto prima le sue marionette, la sua gestualità, questa faccia che parla, che può indossare diverse prospettive. E quindi un applauso per Franco Fais, il mimo Bouvet, che da Bonarcado ovviamente viaggia con la sua fantasia, la sua creatività. Spero che non ci abbia abbandonato anche lui perché veramente... No, là, Franco, non dirmi di no, dai, vieni qui. 3 ore che parliamo di te, corri qui, era distratto. E tra l'altro, quando lui scompare da Bonarcado, non preoccupatevi perché sicuramente da qualche parte a ritirare premi, perché di recente, grazie a questa sua produzione cinematografica, perché si è fatto un film tra virgolette in casa, in realtà ci ha lavorato per più di un anno, molto bello, dove ha dato voce alle pietre di Sciola e non solo, perché c'è stato proprio un disegno di colori, una cura, una bellezza incredibile, e per questo lui è stato premiato prima con una medaglia di bronzo e si è fatto un viaggio lontano, poi lo hanno richiamato in un altro concorso e ha guadagnato la medaglia d'oro. Lui fa un po' di spiritosaggine adesso, ma in realtà è un vincente, quindi siccome parte da Bonarcado, l'applauso bellissimo a Franco Fais, che ci fa sempre tornare bambini con i suoi giochi e la sua fantasia. Vuoi dire qualcosa ai tuoi amici del Zuccondaghe? Che è tutto grazie a me, se loro stanno cantando, perché tu non mi hai mai sentito cantare. Io passavo all'interno del paese nelle viuzze canticchiando e ogni tanto uno di loro si affacciava, caspita, dobbiamo seguirlo. Parlo di una sirena del Mola quando canto a te, sai cos'è? No. San Mola, sai cos'è? No, San Mola era la sirena che la faceva girare, sai chi era? Sogurrino. Quindi era quella la sirena che si sentiva. No, devo dire di continuare il più possibile, sempre meglio, sempre più in là, invitando sempre gente di fuori, così anche lo scambio è fondamentale. Tutti amici, vedi, va come sono belli. Oh, siete stati tutti zitti per lui, eh? Ho capito che era lui che faceva bacano prima, infatti non ci ha sentito quando l'abbiamo chiamato. Adesso ti dire non andare da nessuna parte, perché tra un po' credo che ci sia un tuo momento di fantasia. È arrivato Costantino, allora vieni, ti abbiamo chiamato in causa, abbiamo parlato di te, abbiamo parlato dell'emozione che ci hai dato in chiesa con il tuo passaggio, il tuo ricordo. Abbiamo ovviamente anche per te un segnale come consuetudine e da te anche vogliamo un saluto, una dichiarazione. Vai.
Grazie. Bacio. No, Franco ha fatto una cosa in chiesa. Allora, per espiare le colpe deve dire 10 Ave Marie e 8 Paternoster. Effettivamente faccio ammenda. Oggi tra tutti quelli che ho ringraziato, come al solito mi dimentico del mio grande maestro. E avrei voluto dire tante cose belle sul tuo corpo, te lo garantisco. Avevo in testa delle belle parole per te, poi l'emozione come al solito mi tradisce e mi incasino, si può dire. Comunque ti dobbiamo tanto anche noi. Grazie. Grazie. Allora, meno male non lavate le spade, in questo momento sono 2 colpi ve le sareste dati, però va bene così, sono quelle luci, però è vero che poi l'emozione gioca sempre brutti scherzi e parti dal tuo vicino, perché è quello che dai per scontato, quindi tanto me lo ricordo, invece è quello che poi non ci si ricorda mai. Vorrei aggiungere, visto che c'è un Tino qua sotto mano, avrei anch'io da premiare un personaggio che in questi 11 anni ci segue e ha fatto anche lui grande questa manifestazione, perché grazie alla sua arte, al suo stile, alla sua intelligenza ma anche alla sua professionalità veramente ogni anno rende e porta sempre più alto questa rassegna sul nascimento. Questa persona è Giuliano Marongiu, che da 11 anni la presenta ed è veramente un amico del coro e io vorrei dare anche a lui un segno tangibile della nostra riconoscenza con una bella brocca. E poiché c'ho sotto mano il mio grande maestro, lo prego di premiarlo. Grazie. Chi vive di parole come me poi non le trova quando gli servono, però va bene così. 11 anni, speriamo di festeggiare anche i prossimi 11, andiamo per gradi e poi magari in quella data ci daremo il nuovo appuntamento. Anche io sono cresciuto un po' perché questo 5 gennaio ricorre, ormai ce lo diciamo con Alessandro Catte, non possiamo più prendere impegni in futuro per il 5 gennaio che siamo a Bonarcado, qualsiasi cosa succeda nel mondo noi siamo qua. Quindi è una data come il Natale per me, come il compleanno, accade con puntualità, quindi grazie per avermi consentito ancora un po' di fiducia, evidentemente l'affetto cresce da entrambe le parti, quindi evviva Sucondaga e viva Bonarcado, grazie. Consegniamo anche premi, diciamo, a chi ha sfidato la fortuna, perché abbiamo la lotteria adesso, tra un minuto. Sì, perché vedo facce stanche, quindi chi ha comprato un biglietto ha voglia di vedere se tra i vincitori, tra i fortunati, ma nel frattempo ho visto una bella torta che comincerà a essere tagliata e spartita e distribuita. Ci sono dei bei premi, sono una ventina e poi sapete che quelli della zona alta sono quelli che più si attendono e si vogliono, quindi arriva come si può chiamare, il cilindro, la lavatrice, e da questa verranno estratti i biglietti fortunati. Ma aspetta, Perché adesso andremo ad estrarre, dubito che ci siano bambini svegli a quest'ora, ma diamo una girata, al limite prendiamo una persona anche adulta. Vieni tu, vieni. Così segniamo il numero man mano che viene estratto. Allora, eccoci qui. Tira la mano, io. Vai di corsa, così estraiamo un agnello vivo, lo consegniamo Quindi è un mago. a chi è in possesso del biglietto numero 2068 2068, c'è anche il nome dell'acquirente, Angelo Galisai, quindi 2068, segniamo 2068, quindi mettiamo in ordine. Andiamo avanti, prossimo premio, un bollitore elettrico per acqua, quindi un elettrodomestico, suppongo. Estraiamo un biglietto. Porca miseria. Maestro. Andiamo col bollitore.
e con la consegna. A chi è in possesso del biglietto col numero 1807 è la signora Domenica Sassu. C'è un nominativo. La moglie di Franco Fais, vedi che è l'anno suo, vince tutto quest'anno. Andiamo avanti, Trapano a percussione. Un premio interessante. Vediamo subito a chi lo consegniamo. A chi è in possesso del numero 0746. 0746. Gabriele è il nome, c'è anche un numero di telefono, quindi di facile rintracciabilità. Un lettore DVX. Prossimo premio, saliamo, giriamo, estraiamo e consegniamo. E se lo dico io? Un lettore DVX. DVX è mio. Perfetto. Biglietto numero 0593. 0593, la signora Assunta Cubeddu ha vinto il premio. Macchina fotografica, diverse funzioni. Estraiamo il biglietto e vediamo a chi consegniamo questo premio che immortala immagini. Il maestro Gianni. Morica già. È stato molto gentile stasera, nostro ospite di grande competenza musicale. Allora, 1296 Jessica Mariani, nome della signora. Andiamo avanti, un buono spesa messo a disposizione dall'industria casearia Pievi di Cuglieri. Un buono spesa, non è qualificata l'entità, però presumo sia di riguardo, quindi ringraziamo anche l'industria casearia Pievi di Cuglieri. Biglietto 1094 ritira il premio Sebastiano Zedda. Non deve essere presente perché il commento non c'è stato, va bene. Andiamo avanti, buono spesa che invece ha messo a disposizione una macelleria di Bonarcado, quella dei signori Sassu. Vediamo subito, attraverso questa gentile signorina alla quale pare estrarre più biglietti, visto che è qui, a chi consegniamo il buono spesa della macelleria Sassu. Andiamo subito a verificarlo. Già l'aspetta. Già l'aspetta qua. 1789, si chiama, credo, Maurizio, non so, non è chiarissimo. Meridda credo il cognome, non lo so. Mario Meridda dovrebbe essere, forse, non si capisce bene. Comunque il numero è quello. Un tappeto sardo, un altro bel premio che ovviamente ricama la tradizione anche attraverso l'artigianato. 1747 ritira Giuliana Secchi. Non vi dice nulla neanche il nome di questa signora, vedo. Andiamo avanti. Giuliana Secchi ritirerà questo premio. Coltello a serramanico artigianale, Michele Pinna lo ha messo a disposizione. Andiamo a vedere a chi lo consegniamo. Come ti chiami tu? Giada. Giada, vediamo a chi porterai fortuna adesso. 0422. Credo Antonina, è coperta solo l'ultima vocale. Marongiu, quindi Antonina Marongiu. 0422. Chi è? Chi è? La suocera di chi? Di chi ha fatto il coltello? La nonna. Tua nonna? Ah, hai capito. Bravo. Col serramanico. Taglierai i formaggi buoni di Franco Pipia che abbiamo assaggiato poco fa. Andiamo avanti. Perché sta registrando? Ok? Intanto annuncio il premio. Il ristorante Tre Archi di Cagliari, chi lo conosce, vicino a Bonaria, si mangia molto bene, ha messo a disposizione una pizzata per 4 persone e vediamo chi andrà a Cagliari a passare una serata in compagnia al Tre Archi. Lo verifichiamo subito. Budrone, hai comprato i biglietti? Complimenti. 17,56. Roberto,
Dov'è? È andato via? Questo forse è un nostro biglietto, forse sì, non bisogna verificarlo, dopo lo verifichiamo. Andiamo avanti. Pizzata per 4 persone da Geppo e Gaetana Bonarcado. Bonarcado, Geppo e Gaetana, 4 persone, pizzata. Vediamo chi ritira il premio. Allora, il biglietto è 0984 Francesca Cappai, o Francesco, anche qua manca la finale, quindi non si capisce se è un lui o un lei. Comunque Cappai e il numero è quello. Ancora una pizzata, erano 3 gli inviti a cena, in questo caso è messo a disposizione da una pizzeria di Abbasanta, Arzola e Leperes. 4 persone, pizza collettiva, e in questo caso è una signorina che ritira il premio. Il numero è 1799 Chiara, pizzata ad Abbasanta. Pernottamento per 2 persone a Samola, non solo qui a Bonarcado, ma ovviamente qui nel luogo che ci ospita stasera. Avete visto la loro cortesia, avete visto la bontà della cena che ci è stata offerta, e l'abbiamo prima salutata tutta la parte che qui ci ospita. Però mentre noi ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, loro hanno lavorato, quindi un saluto agli amici di Samola, questo mi sembra il momento giusto. E questa è un'occasione per tornare, pernottamento per 2 persone qui a Samola. Vediamo chi tornerà, speriamo che non sia di Bonarcado in questo caso, perché è un modo per venire a visitarvi, a scoprirvi. C'è un nome e anche un indirizzo. Allora, 1575 1575 è il signor Eugenio Carta. In via Marghine abita il signor Eugenio. Vabbè, lo regalerà se vorrà. Va bene. Allora, ristorante a Sant'Ursurgiu, Sas Benas, pranzo per 2 persone. Vedo che qui anche Sant'Ursurgiu non ha detto di no all'offrire un contributo attraverso questo sponsor per la lotteria, per raccogliere un po' di fondi. E vediamo chi. Anche qua c'è un nome, 11 17 1117, credo l'avvocato Aurelio Schintu. Questo Av dovrebbe essere avvocato. Ce l'ho veduto io. E gli hai portato fortuna. Andiamo avanti, il Bue Rosso, Seneghe, osteria rinomata, 2 persone, pranzo. Vediamo a chi consegniamo col biglietto anche un augurio di buon appetito. 2 persone al Bue Rosso a Seneghe. Allora, è una signora, 1665 il numero, 1665 Vitalia Ferralis. Non so se è di Bonarcado anche la signora. E lei com'è? Ferralis di Bonarcado. Allora anche lei andrà a Sant'Ursurgiu, no, a Seneghe. Allora, pranzo per 2 persone al Porticciolo di Torre Grande. Avete fatto il giro di tutti i ristoranti della zona, vedo? Allora, quindi chi deve andare a Seneghe, chi a Torre Grande, al Porticciolo, un marito e una moglie, 2 amici, un fidanzato e una fidanzata, padre e figlia, insomma, vediamo chi. Di fatto chi è in possesso del biglietto 1471 1471 Alice Accareddu ha vinto questo premio. Andiamo avanti, ultimo premio, diciamo prima dei primi 4, quindi ancora un congedo gastronomico perché è una cena di 4 persone alla trattoria Iscomparis di Riola Sardo. Un viaggio davvero nella provincia di Oristano, e in questo caso a Riola Sardo andrà chi ha il biglietto 2070, quindi con altre 3 persone. Presumo che il signor Tonino Tatti si stia già prenotando, e Sinalunga vuol dire che questa volta avete non solo cantato ma anche goduto della fortuna. Un applauso al signor Tonino.
I 4 premi più ambiti, più attesi, anche perché ovviamente hanno un valore superiore. Il primo premio, mi dispiace che quest'anno non sia con noi, l'anno scorso era nostro ospite, è uno che da qui è partito e sta avendo molto successo ovunque vada, perché davvero con la sua arte riconoscibilissima. Sto parlando di Bob Marongiu, che è veramente un artista, che ha messo a disposizione un quadro, e i suoi quadri hanno un valore altissimo, a parte la bellezza, sono proprio quotati molto bene. Questo è un premio che tutti vorremmo avere. Vediamo invece a chi andrà, qualcuno più fortunato degli altri. C'è un nome, c'è un numero di telefono, c'è il numero anche del biglietto, 1631 1631, Mauro. Non c'è il cognome, però Mauro avrà questo quadro, è beato lui. Terzo premio, diciamo, a salire, finestra in legno e alluminio, una misura standard, anche questo è un premio di valore ed è sempre utile. Vediamo a chi lo consegniamo. Biglietto che porta ad un paese vicino, ve lo dico già. Questa volta andiamo in zona 1620 1620. Sarà contento Monsignor Veloni perché è un suo compaesano di Narbolia, Francesco Tola. Quindi a Francesco la finestra in legno alluminio misura standard. Sta facendo la casa, è mia nipote. Un altro premio molto ambito perché è tempo di viaggi, Londra, la meta, 2 persone andata e ritorno, è il secondo premio della lista, quindi tra i più importanti. Tu vuoi andare a Londra, lo so, hai comprato il biglietto e allora potresti essere tu. E vediamo subito, no, so già chi è perché c'è anche un nome, un cognome, un indirizzo, una località. Qua viaggiano in altri posti, hanno l'aeroporto vicino però, questo bisogna dirlo. Allora, 1543 1543, il signor Emanuele Montigi che abita a Monserrato, quindi questo vola da lì. Quindi complimenti anche al signor Montigi che ha comprato il biglietto. E poi il premio più di tutti, in alto, là col suo nome, il suo cognome, ma anche la bellezza di non comprare qualcosa o vincere che la trovi e non sai se ti sta bene, se la devi buttare via, perché da Paolo Modolo si va, lui ti prova tutte le misure, manda tutto a memoria, poi ti fa tornare perché tu devi andare a Orani che ti chiami Cossiga, forse solo Cossiga gli ha permesso di non andare, solo a lui, poi devi tornare perché lui ti ha imbastito il vestito, poi devi tornare una terza volta per ritirarlo perché lui vuole quegli abiti perfetti, cioè non c'è discussione. Il velluto ovviamente il suo regno, e chi vincerà questo premio potrà andare a Orani e Paolo su misura farà questo abito. Io credo che questo rimanga qua in casa, da una sensazione. 16,48 il biglietto, la signora quindi confezionerà un abito per una donna, Claudia Ortu, non è cosa vostra. Comunque ha comprato il biglietto. Non siate egoisti, non siate i soliti che non godono delle gioie altrui. Fate un applauso alla signora perché vi ha sostenuto la manifestazione. Credo che Franco Pais, ho visto nei paraggi dei preparativi, guardate qui.